Immigrazione e profughi sono due storie diverse. Immigrazione, in Italia non si entra illegalmente. Se si devono alzare i muri si alzano i muri, se si deve fare il blocco navale si fa il blocco navale, se si devono scavare le trincee si scavano le trincee, ma in Italia non si entra illegalmente. Punto. I profughi, quelli che arrivano da noi non sono profughi, e dei profughi l'Italia per paradosso non si occupa. Allora, la proposta nostra è missione europea, blocco navale al largo delle coste della Libia, si tratta con i governi libici, si aprono in Africa gli hotspot per valutare chi ha diritto eventualmente a essere rifugiato, si individuano i rifugiati e i rifugiati si distribuiscono equamente nei 27 paesi dell'Unione Europea. Questo per i profughi. Gli immigrati clandestini? No, non entrano. Tour Veneto per la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, che tra i vari temi ha affrontato quello della gestione dell'immigrazione clandestina, per cui dice in Italia con noi non ci sarebbe spazio. Io sono per rimpatriarli tutti e non è vero, guardi, che non si possono rimpatriare, come dicono, perché le nazioni da dove arrivano non se li riprendono. Ma quando mai? Tutte le nazioni in via di sviluppo prendono soldi dall'Unione Europea. Perché prendano i soldi dall'Unione Europea, l'Italia ci mette una bella fetta di risorse. Facciamo che i soldi dall'Unione Europea non li prendi più se non te li riprendi indietro? A me pare una cosa, diciamo, un tema abbastanza convincente verso queste nazioni, no? Quindi si possono rimpatriare, come no, e ovviamente però su questo bisogna mettere le risorse. Negli ultimi anni la sinistra ha azzerato il fondo dei rimpatri per rimpinguare il fondo dell'accoglienza. I soldi faranno il viaggio diametralmente opposto, quindi toglieremo i soldi dall'accoglienza per metterli sul fondo rimpatri e i rimpatri si fanno. Nel pomeriggio Meloni si è recata a Cona, dove ha incontrato i comitati cittadini, circa 100 persone, e si è confrontata con il sindaco Panfilio, per poi effettuare una visita veloce all'ex base che ospita i migranti. Successivamente la leader di Fratelli d'Italia ha fatto anche una passeggiata antidegrado per toccare con mano una delle zone critiche di Mestre, via Piave e dintorni.